Allora, Luca e Fioretti, io invece con te parto dalla fine. Sì. Vuoi vincere un altro campionato? Non sarebbe male vincere un altro campionato, però la promozione è un campionato sicuramente più competitivo, però noi giochiamo per vincere tutte le partite, tutte le partite. Ecco, la mia domanda è riferita ovviamente a quello che state facendo adesso. Tu sei direttore sportivo, quindi comunque Sì, sì. quello che avete fatto finora è sotto gli occhi di tutti, quindi Allora, diciamo che ci siamo prefissati degli obiettivi col mister all'inizio del mercato, proprio quando abbiamo capito realmente che il campionato sarebbe finito, perché era inevitabile che poi, per quello che stava succedendo, il campionato finisse così. E noi eravamo subito convinti di essere promossi, dico la verità, anche se questo famoso nero su bianco non c'era mai e io continuavo a chiedere a tutti quando esce il comunicato, quando esce sto comunicato, perché comunque mi logorava la cosa di non poterlo leggere. Comunque lavoravamo e abbiamo lavorato per allestire una squadra, io dico importante, per il campionato di promozione. ecco, invece parlando dell'anno scorso, com'è nata l'idea di questa squadra? Visto che comunque ne abbiamo parlato con il presidente, era un po' una prima volta anche per voi, Sì, sì, non infatti proprio come ho magari detto, effettivamente, ma è vero, come ho detto prima, era una prima volta in un campionato per partecipare ad un campionato in maniera importante, nel senso che l'anno prima abbiamo fatto secondo me qualcosa di altrettanto importante al San Bernardino, l'abbiamo portato alla salvezza direi abbastanza in maniera tranquilla e ci siamo trovati, e abbiamo fatto, diciamo abbiamo perso la virginità calcistica e quest'anno qua avevamo subito una bella prova, nel senso, perché comunque noi siamo arrivati qua e la Press ci ha chiesto di vincere il campionato e quindi noi ci siamo presi la responsabilità di vincere il campionato, io di costruire la squadra a Enrico di metterla in campo, Enrico di metterla in pratica sul campo e poi vabbè, ovviamente senza Simo e Filo che sono sempre insieme a noi, cioè è tutto più semplice. Quando collabori, te lo dicevo anche a te, quando collabori con degli amici e delle persone con le quali ti trovi bene, poi diventa tutto più facile. Poi vabbè, l'aspetto tecnico della squadra, quello non si discute sicuramente. ecco, ma vincere il campionato, un conto, ma tu pensavi di vincerlo così? Allora, devo essere sincero, perché intanto dico sempre quello che penso. Con Enrico all'inizio dell'anno ci siamo detti, noi proviamo a vincere tutte le partite, poi vediamo cosa succede. Entriamo ogni domenica in campo per provare a vincere tutte le partite. Questa frase qua il mister l'ha detta anche, l'ha detta anche ai ragazzi nello spogliatoio. Sono quelle frasi che si dicono all'interno dello spogliatoio e non vanno mai dette al di fuori. E adesso che è finito lo possiamo dire. Però noi eravamo mentalizzati ed eravamo entrati in quell'ottica lì. Mentre quando vinci magari 15 partite, 16 partite di fila, il martedì si può andare un pochettino in maniera più tranquilla, in maniera più rilassata ad un allenamento. Qua era proprio l'opposto, cioè ogni martedì che ci vedevamo, se ne venivamo da una vittoria, si arrivava sempre quel minuto prima, il mister parlava sempre quel minuto in più, si faceva una corsa sempre di più e questo penso che sia stata l'arma vincente, perché poi tutti lo dicono, il segreto se vinci 21 partite su 21 è il gruppo, la testa, le idee del mister e poi ovviamente anche la squadra. Ecco, chi è stato l'acquisto più azzeccato dell'anno scorso e chi è l'acquisto più azzeccato di quest'anno? Allora, non c'è un... Allora, l'acquisto più azzeccato è questo. Allora, adesso ti spiego. Perché, Fai il nome cristiano. devo fare il nome, devo fare il nome, ce ne ho 3 qua, 2 fuori, 5 che mi stanno guardando dalla finestra, quindi non posso. Allora, io ti dico questo. Secondo me l'acquisto più azzeccato è stato far capire subito ai ragazzi chi eravamo. Perché comunque Ventura, Scalzi, i ragazzi che ce l'avevamo portati dietro dal San Bernardino sono stati per noi importanti come idea, cioè hanno subito fatto capire agli altri chi eravamo noi e quello che facevamo. Poi è ovvio che se ti devo dire l'acquisto più azzeccato, ha fatto 40 gol, ti dico Colella. Ti posso dire De Vincenzo che quando la squadra si doveva ancora conoscere faceva un gol e un assist a partita. E poi quando ti posso dire Lerini, cioè te li potrei dire tutti. Dici perché sono qua, tra l'altro. No, Lerini non c'è. No, però no, tipo- dici perché sono qua che... Cioè no, però bisogna essere onesti e obiettivi. Secondo me la cosa più importante che abbiamo fatto è stata farci conoscere, far capire quali erano le nostre idee subito al gruppo, ma avere la fortuna di avere dentro il gruppo delle persone che sono uguali identiche a noi come
il capitano, e noi siamo arrivati qua, c'era gente che era qua da anni, per noi il capitano era stato subito Ventura. Questa secondo me è stata una cosa importante. E quello di quest'anno? E l'acquisto più importante di quest'anno, è banale dirlo, il giocatore più importante che noi abbiamo preso quest'anno è Provenzano, cioè nel senso bisogna essere onesti, e questo è una categoria e mezza sopra rispetto al campionato che fa, secondo me, perché è un giocatore da alta eccellenza e si appresta ad affrontare un campionato di promozione. Per me ha dei numeri importantissimi, ha messo all'interno di un coro del genere, con un direttore d'orchestra come il mister. Questa mi è uscita bene, e secondo me può fare grandissime cose, però anche gli altri, Mattiucci, Cucurulli, tutti, dai, Jacopino. Ecco, ti faccio l'ultima, Vai. adesso puoi dirlo perché tanto comunque abbiamo vinto, dobbiamo dire grazie a mister perché la squadra l'ha fatta lui poi alla fine. Sì, beh. No, il mister... questa qua è una domanda del cazzo. Allora, il mister no, devo essere sincero, il mister mi ha chiesto dei profili. Noi abbiamo avuto la fortuna l'anno scorso di giocare contro una squadra che aveva dei giocatori che a noi piacevano tantissimo e che ci hanno purgato all'andata e al ritorno, ma male, all'andata vincevamo 2-1, abbiamo perso 3-2 e De Vincenzo ci ha fatto venire matti. Al ritorno eravamo 1-1, calcio d'angolo, palo di Ventura, mi sembra una roba del genere a San Bernardino, prende la palla a Pitaluga del via dell'Acciaio, tira una scarpata là davanti, fallo laterale, mezzo casino, Colella. Quindi ho detto ad Enrico, se dobbiamo giocarci il campionato, Colella e De Vincenzo, dobbiamo prenderli. Quindi no, l'abbiamo fatta insieme la squadra e niente. Comunque ci tenevo a ringraziare anche tutte le società che hanno partecipato a questo campionato, e in un momento un pochettino di calo fisico della nostra squadra c'è stata una squadra che ci ha dato una grossa mano mettendo un giocatore in porta e ci ha aiutato a vincere una partita, e questa è stata la vecchia audace che ha messo Ramponi in porta, penso a causa dell'inesperienza di uno dei loro dirigenti che non aveva... Tra l'altro è la partita che hai vinto con meno gol di scarto. Abbiamo vinto con meno gol di scarto e il rigore più brutto battuto nella storia del calcio. Comunque sì. Grazie. Mister.